Zazzarazaz, zazzarazaz, zazzarazzarazzarazzazzam. Allora, due notizie al volo per il temporale delle 17. Uno, il percotto Cante è stato rinviato causa maltempo. Dunque stasera non andate a Percotto, andateci lo stesso che è una bellissima cittadina in provincia di Udine, ma non ci sarà il percotto Cante a causa il maltempo. Ve lo comunico perché gli amici appunto dell'organizzazione, le Stuzzi and Friends, mi hanno appena mandato questo. Ma perché io dico zarazam, zam 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 zam? Sì, perché Vincenzo Nibali, salvo ufficialmente, insomma, ha vinto il Tour de France. Domani passerella ai Champs-Élysées, lungo il fiume, insomma, passeranno davanti all'Arc de Triomphe e via dicendo. Sta di fatto che i francesi li girano e come li girano. Perché? Perché loro speravano nel miracolo d'Oltralpe, invece se Opalla, la dea del calcio, ci mette lo zampino, il Crostis. Eh sì, caro Contador, Crostis. Si ricorda quando Contador, vi ricordate quando Contador passò sotto il traguardo dello Zoncolan? Correva l'anno 2011? Vi ricordate la grandinata? Il Crostis Contador. E il Crostis ha fatto il suo dovere, nel senso che meglio di Opalla ha scagliato la sindrome maledizione di Montezuma e Nibali ha vinto il Tour de France. Non resta che dire, in un giorno di pioggia lo squalo awampa e si porta a casa la maglia gialla e noi cantiamo zazzarazaz, zazzarazaz, zazzarazara, zazazazam.